a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Dobbiamo parlare di tante cose, soprattutto di economia e soprattutto di manovre che riguardano, come al solito, il cittadino contribuente, sulla scorta dei presunti risultati dei vertici europei e delle parole d'ordine che tornano. Sono sempre quelle, per la verità, non sono nuove perlomeno, perché ogni tanto la questione ciclicamente riemerge, quella di tenere sotto controllo il debito, quando sappiamo che il debito pubblico, e ripeto, l'ho citato diverse volte in questi giorni, ma torno a citarlo perché è un libro che va letto, perché è ricco di documentazione, di tabelle e anche di riferimenti autorevoli in tema di economia, è il libro del professor Alberto Bagnai, Il tramonto dell'euro, e lì si dimostra con numeri e oltre che con teorie economiche che il debito pubblico certamente è una variabile di cui tener conto, certamente è una variabile economica importante, ma il debito pubblico non è la variabile. Quando ho sentito un politico che parla di riduzione del debito pubblico in un contesto come questo, naturalmente, in un contesto cioè di crisi e di recessione e di difficoltà per tutti, mettete mano al portafoglio, perché quello vi sta chiedendo sostanzialmente. La riduzione del debito pubblico è giusta, è corretta, è un principio condivisibilissimo, però non è intanto la causa del male dal punto di vista dell'economia che va male e non è la priorità nel momento in cui l'economia va male. Questo non si vuol dire che il debito pubblico debba essere una cosa buona, però ci sono modi e modi per risolvere la questione e il modo più semplice, quello che ormai sperimentiamo da troppo tempo, è il ricorso alla tasca del cittadino con sacrifici fiscali crescenti, che ne dica la propaganda di regime. A proposito di propaganda di regime, la prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani, naturalmente di stamani, che si apre con un nuovo dramma dell'immigrazione, barcone con 30 cadaveri, Lega shock contro il governo. Perché shock? Perché Salvini ha postato su Facebook un commento a quest'ultima notizia. La notizia purtroppo è tragica, arriverà in giornata la nave Grecale della Marina Militare che ha soccorso alla scorsa notte il barcone di immigrati a bordo del quale sono stati trovati circa 30 cadaveri. Lo rende noto la stessa Marina Militare. L'imbarcazione con i migranti, scrive l'agenzia ANSA, è al rimorchio della nave Grecale che ha a bordo 566 immigrati. Sempre nel porto del Ragusano giungerà oggi anche la corvetta Chimera con altre 353 persone. Sono da attribuire a probabile asfissia e annegamento le cause della morte dei circa 30 migranti e quanto fa sapere la stessa Marina Militare, sottolineando che i corpi erano stivati nella zona prodiera dell'imbarcazione e che ne è stato sconsigliato il prelievo dei cadaveri fino all'arrivo in porto a causa degli spazi angusti. Un'altra bruttissima notizia, terribile, che ha innescato il commento del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini su Facebook: altri 30 morti su un barcone, altri 30 morti sulla coscienza di chi difende Mare Nostrum, anzi Mare Lorum, scrive Salvini. Fermare le partenze e aiutarli a casa loro subito. Le camicie di Renzi e di Alfano sono sporche di sangue o no, scrive Salvini. Per questo l'agenzia ANSA parla di Lega shock contro il governo. Ma a proposito di rotte dell'immigrazione, oggi c'è un articolo sulla Stampa a firma di Grazia Longo che dà conto del fatto che sulle rotte dei migranti nel canale di Sicilia viaggia anche la droga. C'è stato un maxi sequestro in Sicilia di 200 tonnellate di hashish su un cargo. Il canale di Sicilia è preda del traffico, oltre che di esseri umani, anche di droga, di hashish in particolare, a ritmo incalzante, scrive oggi la Stampa. Il canale di Sicilia come un'autostrada del mare dove la droga viaggia sulle rotte commerciali che riguardano più nazioni e più continenti. Dal Sud America alle coste atlantiche di paesi del Nord Africa come il Marocco. È lì che organizzazioni criminali di siriani e libanesi organizzano le grandi spedizioni, utilizzando cargo che abitualmente frequentano le rotte commerciali legalmente. Il giro d'affari oscilla, la cifra è mostruosamente alta, il giro d'affari oscilla, pensate, tra i 200 e i 400 milioni di euro per ogni viaggio. Sono cifre astronomiche, scrive oggi la Stampa, sulle quali indagano carabinieri, polizie e guardia di finanza.
Quel che emerge è il ruolo nefasto della Libia. Gli approdi libici vengono infatti utilizzati come punto di smistamento dell'hashish verso l'Europa, fino ai paesi dell'est o nel Mar Morto in Turchia. Il passaggio delle tonnellate di hashish da una nave all'altra avviene previo pagamento grazie al via libera di bande criminali libiche che si contendono il potere nel paese un tempo governato da Gheddafi. Dopo la morte di Gheddafi e dopo la guerra voluta dagli Stati Uniti e dagli illuminati d'Europa, il 20 ottobre del 2011, la morte di Gheddafi, bande rivali da lì in poi si contendono il potere e i guadagni che derivano dal traffico di sostanze stupefacenti. Questi guadagni vengono utilizzati per l'acquisto di armi da usare nella guerriglia. Così la stampa di stamani sulle rotte dei migranti. È impressionante il calcolo del giro d'affari che oscilla tra i 200 e i 400 milioni di euro per ogni viaggio. C'è stato un maxi sequestro l'altro giorno di 200 tonnellate di hashish su un cargo. Questo per quanto riguarda le rotte dei migranti e quelle della droga. Sono due fenomeni criminali che assicurano profitti. Saranno dure le parole di Salvini, però se si favorisce un traffico di questa natura, qualche responsabilità dal punto di vista morale e politico la si deve avere, per forza. Ma adesso cambiamo argomento perché ne abbiamo tanto da dire oggi di questioni relative alla sacchetta del contribuente, alla saccoccia del contribuente, perché a finire tutti i ragionamenti poi terminano lì. E partiamo da un omaggio, diciamo così, a un'idea che ha preso corpo attraverso le parole del segretario leghista Salvini e del professor Claudio Borghi Aquilini, un'idea sulla quale abbiamo iniziato a confrontarci, a ragionare nel corso delle ultime 2 o 3 settimane, anche nei nostri colloqui in Onda Libera con il professor Borghi Aquilini, cioè l'idea della flat tax, di una tassa unica che certamente poi calata nel contesto italiano si presta anche a molte osservazioni, le faremo perché il dibattito è solo all'inizio, però è un'idea che riduce, semplifica, riduce drasticamente il livello di complessità del sistema fiscale italiano. E sulla scorta di esperienze di altri paesi ci si può legittimamente domandare se sia assimilabile l'Italia ad altri paesi, e la domanda può essere intesa anche come retorica perché effettivamente non lo è, e da qui anche potrebbero discendere dubbi sull'efficacia piena di una misura del genere. Ne parleremo ancora naturalmente con il professor Borghi Aquilini, però fatte tutte queste premesse, sicuramente l'idea della flat tax è un'idea che semplifica drasticamente il panorama fiscale, cioè l'introduzione di un'aliquota unica per la tassazione dei redditi, dapprima delle persone fisiche e poi anche delle società. Sarebbe senza dubbio una semplificazione di un panorama, quello fiscale italiano, che è leggendario per complessità. E poi per quanto riguarda anche il gettito, ci sono numerosi paesi, dice il professor Borghi Aquilini, che dimostrano che l'adozione della tassa unica dell'aliquota unica fiscale porta a un aumento del gettito. Ma al di là di questo, oggi Renato Brunetta, nella sua rubrica del lunedì, nel suo articolo, per meglio dire, del lunedì sul giornale, insieme alla Free Foundation, Renato Brunetta abbraccia questa tesi: è la flat tax la via per ritrovare la crescita economica. Mentre è stato un bluff quello degli 80 euro in busta paga per una determinata serie di lavoratori dipendenti. La mancia elettorale di Renzi porterà soltanto una manovra correttiva da 20-25 miliardi, mentre la flat tax è una bellissima idea, dice Renato Brunetta, con un'aliquota unica al 22,8% e una deduzione da 5.000 euro l'economia riparte. Intanto partiamo dal vertice di Bruxelles, i 2 giorni di vertice europeo, dei quali si è menato gran vanto il governo e il presidente Renzi. Abbiamo vinto a parole, sono flessibilità orali quelle che sono state garantite in quel vertice, perché di scritto c'era già tutto ed era stato scritto molto prima del vertice medesimo. Al di là di tutto, però, il punto più importante per il governo era quello relativo al rinvio di un anno del pareggio di bilancio o del fiscal compact dal 2015 al 2016. Ad aprile scorso, ricorda Brunetta, la Commissione europea aveva rimandato la risposta sul rinvio del pareggio di bilancio di un anno dal 2015 al 2016. La Commissione aveva rimandato la risposta su questo punto al 2 giugno per evitare che potesse avere la risposta degli effetti sulle elezioni europee. Il 16 giugno però l'Ecofin
Consiglio dei Ministri economico e finanziari dei paesi europei, ha inserito delle correzioni che in sostanza significano che l'Italia deve realizzare il pareggio di bilancio l'anno prossimo, non nel 2016 come sperava il governo. Su questo non si discute e a questo punto i conti del governo devono essere rifatti. Torna d'attualità infatti il tema, lo trovate anche sui giornali di oggi, della manovra di finanza pubblica. Qui appunto scatta l'interesse del cittadino contribuente perché dovrà pagare lui, cioè noi, una manovra di finanza pubblica, una manovra correttiva si dice, cioè in più per 20-25 miliardi. Come arriviamo alla manovra? Oltre che stremati dal punto di vista economico e finanziario, i tempi sono questi. Il prossimo 7 luglio, tra poco, si riunisce l'Eurogruppo lunedì prossimo e l'8 luglio si riunisce l'Ecofin, di nuovo i ministri economici e finanziari. A quel punto le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia diventeranno definitive. Che ne dica il governo, a settembre Renzi dovrà recepire le raccomandazioni nell'aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza, documento di finanza pubblica italiano. Sulla base di questo, a ottobre il governo presenterà al Parlamento quella che era la vecchia finanziaria, cioè la legge di stabilità. Quello sarà il momento in cui il rispetto dei saldi di finanza pubblica, cioè degli obblighi di finanza pubblica imposti dall'Europa, dovrà essere confermato. E qui scatta la manovra correttiva nel prossimo autunno, il che nasce anche dall'imbroglio degli 80 euro con cui il Premier avrebbe ridotto il cuneo fiscale. La manovra sugli 80 euro invece porterà la manovra correttiva, argomenta Brunetta. Sul piano del fisco, da cui occorre cominciare per tentare di dare slancio all'economia, i temi sono due, secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera, nonché economista Renato Brunetta. Bisogna ridurre le aliquote e semplificare le regole fiscali. La risposta migliore è una, dice Brunetta, che con ciò sposa la tesi, diciamo così, Salvini, Borghi, Aquilini, quella della flat tax, cioè una aliquota unica per tutti i contribuenti. In Italia il partito che per primo propose la flat tax fu Forza Italia nel 94 con Berlusconi e l'allora ministro Antonio Martino. Naturalmente quella rimase un'ipotesi di scuola, perché né il governo Berlusconi del 94 né quelli successivi ripresero mai più questa idea. Qual è il meccanismo della flat tax? È un meccanismo che si basa su un sistema fiscale che adotta una aliquota fiscale unica, uguale per qualunque livello di reddito, e riconosce nel contempo una deduzione personale a tutti i contribuenti. Tutte le altre deduzioni, detrazioni fiscali di cui pure si discute da settimane vengono eliminate. Il sistema è tale da essere progressivo in questo modo, secondo il dettato della Costituzione italiana. La flat tax è stata già adottata da circa 40 paesi nel mondo. Ultimo in termini di tempo, a febbraio, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha lanciato l'idea di una flat tax sul lavoro, in maniera tale che le imprese che assumono giovani a tempo indeterminato per i primi 2 anni dall'assunzione pagano soltanto 100 euro di contributi al mese. I vantaggi della flat tax iniziano con un vantaggio fondamentale, quello della semplicità, come dicevamo peraltro all'inizio. Essendo unica l'aliquota e poche le detrazioni, qualsiasi contribuente è nella condizione di sapere esattamente quanto deve pagare. Dopodiché, oltre a essere semplice, la flat tax è anche efficiente, scrive Renato Brunetta oggi sul giornale, perché l'eliminazione degli scaglioni cancella il fenomeno per cui i contribuenti evitano di lavorare di più per non vedersi compensato tutto il maggior reddito dalle maggiori tasse dovute. La flat tax inoltre riduce l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e poi è economica, perché famiglie e imprese sarebbero in grado di calcolare velocemente le proprie tasse senza ricorrere alle costose consulenze di tributaristi, commercialisti, avvocati e CAF, anche per effetto della ridotta probabilità di effettuare errori di calcolo, perché se la tassa è semplice è impossibile anche sbagliare a calcolarla. Ha anche un altro effetto, secondo Brunetta, la flat tax, cioè ha un effetto di neutralità fiscale. Cosa vuol dire? Che l'eliminazione di tutte le detrazioni e deduzioni, che ci sono invece adesso, a favore di un'aliquota unica, con una deduzione base
per tutti i soggetti. La eliminazione dunque di tutta questa complessa selva di deduzioni, detrazioni eccetera a favore di un'aliquota unica riduce anche le distorsioni dovute a fenomeni di arbitraggio fiscale, riassegnando al contribuente la piena libertà di scelta su come spendere i propri soldi. Ci sono benefici per i conti pubblici, perché le prove empiriche mostrano che con la flat tax c'è un aumento di gettito. L'idea della sinistra che tartassare il ricco con aliquote crescenti produce maggiori entrate fiscali, e cioè più risorse da distribuire alle fasce più povere, è falsa alla prova dei numeri. Partendo dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2013 per l'anno di imposta 2012 pubblicati dal Ministero dell'Economia, poi Brunetta fa anche un altro passo sulla questione della busta paga. E si è calcolato da parte della Free Foundation dell'ex ministro Brunetta quale potrebbe essere oggi l'aliquota unica che garantirebbe una parità di gettito all'erario, mantenendo l'attuale no tax area per i redditi fino a 2.000 euro e garantendo la progressività del sistema fiscale affinché a tutti i contribuenti con reddito superiore a 8.000 euro sia riconosciuta una deduzione personale di 5.000 euro. Allora, l'ipotesi che fa Brunetta nel calcolo è questa qui. Prendiamo i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2013, cioè i redditi maturati nel 2012. Sono stati pubblicati dal Ministero dell'Economia. E calcoliamo quale potrebbe essere la flat tax oggi, cioè l'aliquota fiscale unica, per garantire all'erario le stesse entrate che ha avuto effettivamente con la conferma della no tax area, cioè del reddito non tassato fino a 8.000 euro, e introducendo una deduzione personale di 5.000 euro oltre questa soglia di no tax area. Questa deduzione da 5.000 euro ha un peso maggiore sui redditi più bassi, ovviamente, e si riduce sempre di più via via che il reddito aumenta. Come calcolare allora l'aliquota di equilibrio? Cioè, sulla base della dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi prodotti l'anno prima, a che livello dovrebbe essere la flat tax, cioè l'aliquota fiscale unica, per garantire le stesse entrate all'erario, allo Stato italiano? Prendiamo il reddito lordo di tutti gli italiani. Ipotizziamo un'emersione dell'evasione pari al 15%, sottraiamo il valore complessivo della deduzione personale pari a tutto il reddito per gli incapienti, 5.000 euro per i contribuenti con redditi sopra gli 8.000 euro, rapportiamo il totale del gettito IRPEF alla base imponibile rappresentata dal reddito lordo di tutti gli italiani meno la deduzione. Cosa ne salta fuori? Che per fare incassare allo Stato la stessa cifra che ha incassato nel 2013 sui redditi 2012, l'aliquota di equilibrio sarebbe pari al 22,8%, cioè la flat tax al 22,8% garantirebbe gli stessi introiti, più bassa rispetto all'attuale aliquota minima, che è del 23%, perché oggi il sistema fiscale parte dal 23% di aliquota fiscale in su. Conclusione di Renato Brunetta: caro Presidente Renzi, sono riforme vere come la flat tax che riportano l'Italia a crescere. L'Europa vuole riforme vere come questa per concedere spazi di flessibilità che vadano ben oltre rispetto a quelli previsti, scrive Brunetta, che in sostanza appoggia, sposa, diciamo così, l'idea Salvini, Borghi Aquilini, chiamiamola così, della flat tax, della quale poi parleremo. Intanto però, siccome queste sono cose prospettiche, cioè arrivano in futuro, se mai arriveranno, intanto c'è da fare cassa, e cassa, se gli togliete una S, diventa casa, che è uno degli strumenti con i quali si fa cassa.
riconosciuto. Queste erano le dita di Arthur Rubinstein, Chopin, piano concerto numero 2, opera 21 in fa minore con la London Symphony Orchestra, che ci terrà compagnia stamani per alleviare il discorso relativo alla cassa e alla casa. Case alla prova del nuovo catasto, titola oggi il Tutto Soldi della Stampa di Torino. Dietro all'angolo c'è un'altra stangata. Quante volte nel corso di Onda Libera abbiamo parlato della revisione del catasto e dell'attenzione che bisogna porre tutti, ma in questo momento qui vanno di moda i sogni e le parole, e le, come dire, flessibilità orali, verbali, e al contrario invece bisogna mantenere un atteggiamento il più pragmatico possibile e centrato sull'unica cosa che davvero interessa, cioè la nostra borsa, il nostro quattrino, i nostri soldi. Dietro all'angolo c'è un'altra stangata, scrive oggi La Stampa nel Tutto Soldi, l'abbiamo detto quante volte, che bisogna naturalmente, c'è la promessa che è perfino risalente al governo precedente, che la revisione del catasto, l'hanno detto sia il governo Berlusconi che Letta che Renzi, tutti quanti in fila, che la revisione del catasto assicurerà comunque l'invarianza di gettito, cioè questa parolina vorrebbe rassicurare noi tutti, cittadini contribuenti, che loro sì mettono mano alla riforma del catasto, ma che noi non paghiamo un euro in più rispetto a quello che già paghiamo. Intanto questa promessa qui è una burla solenne, perché i numeri sono impietosi. Il governo Monti, celebrato come il peggiore dei vampiri, da questo punto di vista, ci ha fatto pagare nel 2012 23 miliardi e 600 milioni di tassazione complessiva sulla casa. Con Renzi arriviamo nel 2014, a fine anno, a 30 miliardi e 600 milioni stimati, poi faremo i conti definitivi e vedremo. Sono 7 miliardi buoni in più di euro, 7 miliardi in più, ripeto, solo sul cespite casa, alla voce tassazione sulla casa, 7 miliardi in più, ripeto, bonus o non bonus. E adesso c'è la revisione del catasto all'orizzonte. Più volte abbiamo detto attenzione, e oggi anche il Tutto Soldi della Stampa dice la stessa cosa, attenzione, perché prende il via una riforma non da poco. Per 63 milioni di immobili è possibile un aumento dei prelievi. Perché? Molto semplice, perché il prelievo sulla casa si basa sulla rendita catastale, che deriva dal valore catastale dell'immobile. Ergo, se aumenta il valore catastale dell'immobile, aumenta la rendita catastale, che è la base per il calcolo della tassa sulla casa. È molto semplice. I numeri chiave li dà in una tabella, appunto, La Stampa nel Tutto Soldi di stamani. I numeri base ci dicono, per esempio, che a Pordenone la differenza percentuale tra il valore del catasto e il valore patrimoniale, cioè quello che potrebbe essere il nuovo valore catastale, segna un più 36,4%, sul quale poi si calcola l'aumento delle tasse. A Padova più 39%, a Torino più 63%. A Verona siamo al più 77%, a Genova più 82%, a Milano siamo tutti più felici perché qui l'aumento è del 147%, a Firenze 148%, a Brescia 152%, a Venezia 220%. Il mattone dunque si prepara alla prova del catasto, scrive stamani il Tutto Soldi della Stampa. L'iter per rivedere i valori delle case è partito, sarà un cammino lungo, dovrebbe chiudersi l'anno prossimo, forse avrà tempi più lunghi. I possibili effetti riguarderanno oltre 63 milioni di immobili, ma spaventano fin d'ora, scrive testualmente La Stampa. Non eravamo dunque così stolti, diciamo, ad aver segnalato più volte in innumerevoli trasmissioni di Onda Libera che su questo capitolo bisogna fare parecchia attenzione. È semplicemente logico, è ovvio. Il timore è, scrive oggi testualmente La Stampa, che il percorso si traduca in eccessivi aumenti sui prelievi fiscali, in un momento in cui la casa è già martellata dal fisco. Il risultato finale potrebbe essere un altro calo delle quotazioni immobiliari, della qualcosa possiamo anche fregarcene, ma soprattutto un esborso enorme da parte dei contribuenti. I calcoli sulla riforma in arrivo sono ancora tutti per aria e al momento si può solo ragionare su ipotesi. La revisione delle rendite catastali dipenderà dalle aliquote e dagli sgravi che decideranno in prevalenza i comuni. Certo è già che alcune città pagheranno di più e all'interno di queste ci saranno rincari che colpiranno alcune zone che finora sono rimaste lontane dai valori reali.
Il principio della riforma è certamente condivisibile, scrive la stampa. Oggi sul mercato residenziale dal punto di vista patrimoniale e quindi fiscale ci sono troppi squilibri. Il rischio però è di arrivare a eccessivi aumenti in un colpo solo. In alcune città i valori sono rimasti indietro negli anni. Con la riforma queste città si ritroveranno a dover fare i conti con una maxi maggiorazione. Per esempio Messina, Pistoia, Pesaro, poi c'è anche da fare un ulteriore distinguo perché il gettito delle tasse sulla casa in certe zone d'Italia è pari a poco più che zero o è comunque molto minore rispetto a certe altre per i soliti problemi di catasto che abbiamo detto mille volte. Non tutte le case sono accatastate e non tutti pagano. Ad ogni modo, Firenze, Napoli, via dicendo, Pordenone e Padova, in teoria il meccanismo non risparmia nessuno. C'è molta disomogeneità, peraltro, tra le diverse città, con distanze macroscopiche. Le differenze si trovano anche all'interno delle città a seconda delle categorie catastali. Classico esempio il quartiere Brera di Milano, dove ancora oggi ci sono edifici di ringhiera del primo Novecento che un tempo caratterizzavano quello che era un quartiere popolare e oggi è una delle zone più chic della città. Questi edifici sono catalogati con valori di catasto basso che non corrispondono alla realtà, ma questo caso si ripete in moltissime altre città italiane. Si prospettano dunque forti rincari, è ciò che poi conta alla fine della fiera, e non è detto che coloro che oggi sono proprietari di questi edifici, magari per via ereditaria, siano anche in grado di sostenere i nuovi costi impositivi, perché questo è un altro aspetto della tassazione sulla casa. Se il nonno e il papà ti hanno lasciato casa, non è detto che tu poi sei nelle condizioni, visto che il periodo non è fantastico, di pagarci le tasse sopra, perché quella casa lì intanto non ti rende niente, ti costa casomai. E per di più, se è ipertassata, tu puoi anche non essere, e purtroppo il caso non è raro oggi, nelle condizioni di non riuscire o di fare molta fatica a pagarci sopra tasse crescenti perché, ripeto, 2012 il vampiro Mario Monti mette tasse sulle case e affini, terreni, immobili, capannoni e via dicendo, per 23 miliardi e 6, mentre il ridanciano presidente del Consiglio attuale, il promettente, nel senso che fa un sacco di promesse, presidente del Consiglio attuale, porta la tassazione sul medesimo cespite, la casa, immobili, capannoni, laboratori, eccetera, a 30,6 miliardi stimati, previsti per la fine dell'anno, poi faremo il consuntivo. Quindi il ridanciano presidente del Consiglio, rispetto al vampiro, ha messo 7 miliardi di tasse in più, alla faccia del vampiro. Gli immobili, classificati oggi come civili o popolari, ma inseriti in contesti urbani divenuti col tempo di pregio, non sono il solo macro caso di distorsione a cui la riforma vuol porre rimedio. Il nuovo catasto andrà a interessare anche le aree più pregiate delle grandi città, ma anche i comuni capoluogo di minor densità abitativa importanti dal punto di vista dei prezzi immobiliari. Le seconde abitazioni sono già nel mirino, scrive ancora il Tutto Soldi, però il punto fondamentale è quello da cui siamo partiti. Con la revisione del catasto, dietro l'angolo, c'è un'altra stangata. Attenzione, e la faremo attenzione a questa questione qua.
concerto per pianoforte e orchestra numero 2, opera 21 in fa minore di Frédéric Chopin, con la London Symphony Orchestra diretta da André Previn. E torniamo invece alla questione capitolo tasse, perché al di là di tutto il bla 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 promettente, cioè fatto di promesse, la realtà è un'altra. Parrucchieri, studi dentistici, venditori ambulanti, chiunque offra servizio o merce senza limiti di incasso ai consumatori da oggi dovrà dotarsi di un point of sale, sebbene non vi sia sanzione se non lo faccia, ma la sanzione arriverà, secondo molti osservatori. Ad ogni modo, costoro, chiunque venda sopra i 30 euro servizi o beni, dovrà dotarsi del point of sale, il POS, cioè il dispositivo che permette al cliente di effettuare un pagamento con carta di credito, bancomat o carta di debito. Il pacchetto costerà 5 miliardi alle imprese, secondo Confesercenti, che è parte in causa, per carità, ma 1.200 euro in più, tra 1.200 e 1.700 euro in più all'anno, tra canone mensile, annuale, percentuale di commissione sull'incasso, secondo la CGIA di Mestre, sono la cifra che dovrà pagare chiunque sia obbligato, senza sanzione per il momento, a fornire questo tipo di modalità di pagamento al cliente, da 1.200 a 1.700 euro di costo all'anno per singolo imprenditore, artigiano o commerciante. Chi ha voluto questa legge, dice il presidente della CGIA di Mestre, Giuseppe Bortolussi, ha idea di quali costi dovranno sostenere le aziende? Si tratta di una tassa superiore per esborso al gettito IRPEF, dice Confesercenti, una tassa che rischia di mettere in difficoltà le imprese proprio quando si vedono i primi barlumi di ripresa. Ma non è l'unica questione in tema di fisco. A gennaio tocca agli alcolici, a marzo i carburanti, in ottobre le sigarette, comprese quelle elettroniche. In mezzo c'è l'estate che stiamo vivendo con una raffica di micro tasse, che poi a volte micro non sono. Domani scatta il ritocco all'insù dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%, che colpisce anche i conti correnti bancari e postali. Dal 24 giugno scorso, in base al decreto IRPEF, era già invece scattata la tassa per il rilascio del passaporto. Chi si è fatto rilasciare il passaporto ha dovuto pagare da 40,29 a 73,5 euro, escluso il costo del libretto. Poi ci sono i turisti che si sposteranno in automobile e dovranno fare i conti con l'impennata dei prezzi dei carburanti. A causa degli aumenti avviati dalle compagnie petrolifere, in molte parti del paese diesel e benzina arrivano quasi ai 2 euro al litro. Per i commercianti e i professionisti parte appunto oggi l'obbligo del POS di cui dicevamo prima. Secondo la CGIA di Mestre costerà da 1.200 a 1.700 euro all'anno agli esercenti. E scrive oggi il giornale, nonostante il crollo dei consumi causato dalla crisi e il minor gettito per l'erario, la sfilza di aumenti fiscali sembra non avere fine. Gli ultimi a lanciare l'allarme sono stati anche gli industriali della birra e del malto, riuniti in Assobirra. Secondo uno studio, i rincari sulla birra stabiliti in autunno dall'allora governo Letta e non corretti dall'attuale governo Renzi avrebbero già bruciato 1.200 posti di lavoro in tutta la filiera. Altrettanti sarebbero a rischio con l'ultima tranche di aumento, perché le prime due sono scattate già in ottobre e a gennaio. La seconda tranche di aumenti è prevista allo scoccare del 2015. Un incremento di tasse del 30% in 15 mesi che colpisce soprattutto i consumatori a più basso reddito e che non porterebbe alcun vantaggio alle casse dello Stato. Se salgono le tasse, il prezzo cresce fino al 7% nella grande distribuzione, si riducono i consumi e alla fine anche lo Stato non ci guadagna. Così sostiene perlomeno il direttore di Assobirra, Filippo Terzaghi. Per quanto riguarda i carburanti, sono diminuiti i consumi alla pompa, meno 21% rispetto al periodo pre-crisi 2008. Nel 2013 per la prima volta è calata anche la componente del consumo industriale, meno 9,6%, ed è calato il gettito fiscale, meno 2,7%. Si è cioè già verificato l'effetto della curva di Laffer che si ha quando l'aumento della tassazione influisce tanto negativamente sui consumi da far calare anche il gettito fiscale. Molti dunque chiedono che il governo intervenga per ridurre le accise, appello totalmente inascoltato. Nel frattempo, dal Sole 24 Ore di oggi, il periodo esaminato dal quotidiano di Confindustria è il 2008-2012 in tema di conti pubblici, scopriamo che
l'aumento della tassazione, il grattare il fondo del barile, e il disastro, lo spread, la crisi, i salvatori della patria, i governi che si sono succeduti, insomma, cosa hanno combinato? Che tra 2008 e 2012, con una dinamica crescente dal 2011-2012, cioè dall'avvento dei salvatori della patria, il debito pubblico è cresciuto e le tasse pure. Poco più di 250 miliardi di euro di debito pubblico in più, 83 miliardi in più di tasse, di gabelle, di prelievo chiesti al sistema economico, alle famiglie e agli individui, e una flessione che sfiora i 6 miliardi all'anno, quando invece si guarda alle entrate in conto capitale, cioè al finanziamento degli investimenti. Sono le cifre che misurano gli effetti sul bilancio pubblico e in generale sul paese della cura di austerità imposta dalle manovre di finanza pubblica degli anni 2008-2012, cioè gli anni nei quali la crisi economica, e poi è stata denominata crisi del debito sovrano per spostare l'attenzione, ha colpito particolarmente. Una crisi affrontata soprattutto a colpi di tasse e tariffe, con entrate correnti, cioè tassazione, che è aumentata di 83 miliardi in più in 4 anni rispetto a quelli che si sarebbero registrati rimanendo ai livelli del 2008. La dinamica si è alimentata anno per anno e ha portato nel 2012 42,3 miliardi di entrate correnti rispetto a 4 anni prima. Il governo Monti, insomma, si conferma vampiro, ma nel complesso non ne esce bene nessuno. Questi numeri si fermano al 2012, ma trovano riscontro anche nelle dinamiche 2013, scrive il Sole 24 Ore. Per i dati del 2013 questi si potranno misurare a consuntivo fra qualche mese, ma sono speculari a quelli che si riscontrano sul lato delle spese. Sul lato delle spese si scopre che negli stessi anni le uscite per investimenti hanno perso 100 miliardi di euro, cioè non si investe. Il debito pubblico aumenta, dunque la natura del debito non è legata a investimenti che possono essere produttivi, è legata a caratteristiche esclusivamente finanziarie dell'andamento della spesa, cioè si spende per far beneficio a chi? Non certamente ai cittadini, perché investire significa fare qualcosa di positivo, mentre le spese per investimento sono diminuite di 100 miliardi fra 2008 e 2012. Le spese dei cittadini, cioè le tasse, sono aumentate di 83 e il debito pubblico è cresciuto di 250 miliardi. Ce n'è a sufficienza o no per dire che questa strada qui è un vicolo non solo cieco ma anche criminale? Assurdo, illogico, perché aumentano le spese dello Stato, il debito, evidentemente non per spese utili, perché le spese per investimenti diminuiscono di 100 miliardi, aumenta ciò che viene chiesto ai cittadini sotto forma di tasse, più 83 miliardi, 42 solo Mario Monti, ma la ricetta non funziona perché aumenta la disoccupazione, aumenta anche la crescita negativa del prodotto interno lordo, cioè la decrescita, che non è affatto felice, che ne dicano, non lo dicono neanche più coloro che come Grillo hanno fatto eco a queste tesi di decrescita felice. Qua di decrescita ce n'è, ma molto poco felice. Questa tendenza, diciamo così, è fotografata dal Sole 24 Ore di oggi, a pagina 2, nell'esame dei conti pubblici fra 2008 e 2012. Quanto poi alle entrate in particolare, bisogna fare anche una aggiunta, scrive il quotidiano di Confindustria. I flussi di cassa effettivi delle entrate tributarie e extratributarie viaggiano molto più in basso rispetto ai livelli raggiunti dagli accertamenti, cioè dalle somme iscritte a bilancio, a prescindere dall'incasso effettivo. Guardando ai conti complessivi di tutti i livelli di governo, le entrate correnti 2012 rispetto a quelle del 2008 sono superiori di 40 miliardi sulla carta, di 22 miliardi nella cassa. Questa forbice, che in particolare negli enti locali ha accumulato nei bilanci una mole di cosiddetti residui attivi, cioè entrate non materialmente riscosse, in crescita fino a 33 miliardi e oltre registrati nel 2012, questa forbice può spiegare due fenomeni. Il primo è rappresentato dal persistere nei ritardi dei pagamenti nella spesa corrente, che rimane generalizzata,
e che ha spinto gli enti locali a utilizzare gran parte degli anticipi di liquidità per le spese in conto capitale frenate dal patto di stabilità, coacervo di contraddizioni, ma la diversità, la distanza fra accertamenti e incassi chiarisce anche le storiche discrasie, cioè le cose che non tornano nei conti pubblici, fra fabbisogno e indebitamento. La maggior dimensione, spesso riscontrata, del fabbisogno rispetto all'indebitamento fa sì che una quota di ricorso al debito derivi in realtà dall'esigenza di ottenere provviste di cassa. Adesso non la facciamo troppo difficile, il dato sintetico è questo qui: 250 miliardi di debito in più tra 2008 e 2012, 83 miliardi di tasse in più, 100 miliardi di investimenti in meno. Lo saggio ce l'abbiamo anche stamattina, 3 interviste abbiamo citato in rassegna stampa, ne passiamo qualche dettaglio in più di questa intervista, perché per esempio alla Stampa di Torino, in primo piano a pagina 3, il vice ministro all'economia Enrico Morando fa notare, davanti a un quadro diciamo come quello che abbiamo dipinto prima, di enorme gravità, a che cosa ci si attacca, verrebbe da dire. Al fatto che, dopo questo mirabile vertice europeo di 2 giorni a Bruxelles, è stata notata una cosa, cioè la parola flessibilità, ma non è stata notata una cosa che è di gran lunga la più importante, ci spiega il vice ministro all'economia. Qual è la cosa più importante? Giustamente qualcuno dice: vuoi vedere che adesso qualcosa ci entra in tasca o evitano di rapinarcelo dalla tasca? No, perché voi, popolo bue, cioè noi, tutti noi, popolo bue, non abbiamo notato una cosa fondamentale. Già il fatto che la cosa più importante sia la parola flessibilità la dice lunga, perché se l'esito di un vertice europeo nel quale si promette di rodomontescamente di spaccare montagne e monti e poi si torna a casa dicendo hanno pronunciato la parolina flessibilità, beh, già questo è l'indice di una presa per i fondelli nei confronti del cittadino e del contribuente, che soltanto diciamo dei dementi, noi, cioè sempre noi cittadini, potrebbero considerare come un risultato positivo storico, perché la parola flessibilità è una bellissima parola, i fatti sono tutt'altri. Se però quello lì è il risultato più importante, possiamo già capire qual è il resto. Però c'è un aspetto che noi non abbiamo colto, noi popolo bue non abbiamo colto, ma ce lo fa cogliere per fortuna il vice ministro all'economia Morando, il quale ci racconta sulla Stampa che non abbiamo notato la cosa più importante. Adesso sedetevi tranquilli, perché la cosa più importante è importantissima e noi, popolo bue, non l'avevamo capita. Qual è la cosa più importante? Che il nuovo capo della Commissione europea era il candidato del partito che ha ottenuto più voti in Europa. Chi auspicava questo esito 2 anni fa veniva preso per pazzo utopista. Vale a dire, il prossimo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, l'ubriaco cronico e in quanto tale ricattabile, di cui abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, uno che è stato praticamente cacciato dal Lussemburgo per scandali. All'interno delle indagini sugli scandali viene pure fuori che è un ubriaco cronico, per quello piace tanto perché può essere portato al guinzaglio dove pare a lor signori, è ricattabile, ergo è un uomo semplice da governare, non è uno che governa, è uno che viene governato in maniera molto semplice. Il nuovo capo della Commissione europea era il candidato del partito che ha ottenuto più voti in Europa, e questa è la straordinaria novità che noi non abbiamo colto, che il popolo, non solo sovrano, ma soprattutto bue, non è riuscito a cogliere. Per fortuna che il vice ministro Morando ci ha spiegato
che questa era la cosa più importante che veniva fuori da questo vertice europeo, perché abbiamo il timbro, la certificazione, la DOP, la denominazione di origine protetta della natura di quel vertice europeo. Poi si privatizza, perché quando tu sei davanti al problema del debito sovrano, e lo ripeto, guardate il ponderoso ma ben scritto, agevole, godibile, bello da leggere, saggio del professor Alberto Bagnai sul tramonto dell'euro. Lì c'è la dimostrazione, non la spiegazione, c'è anche la spiegazione teorica con tanto di richiamo ad autorevoli studi, ma soprattutto ci sono le tabelle, i numeri e un ragionamento logico stringente sul fatto che il debito pubblico diventa un problema quando si è in una situazione di recessione economica e di crisi e di politiche di austerità. Il debito pubblico, per meglio dire, viene esposto come problema al popolo bue e contribuente nel momento in cui bisogna prelevare dalle tasche del popolo sempre più soldi. In quel momento lì il debito pubblico diventa un problema. E non a caso si dice che bisogna privatizzare per ridurre il debito pubblico. Poi uno va a guardarsi le cifre attese dalle privatizzazioni, quelle degli anni 90 che erano cifre consistenti, gestite guarda caso sempre dalle stesse persone, perché Draghi era il direttore, Mario Draghi, attuale presidente della BCE, era il direttore generale del Ministero del Tesoro, con la delega alla gestione del capitolo privatizzazioni insieme al ministro Ciampi. E le privatizzazioni degli anni 90 furono abbastanza corpose, no? Sono servite a ridurre il debito pubblico? Assolutamente no. Il debito pubblico è tornato poi a crescere per dinamiche del tutto indipendenti dal fatto che uno vende i gioielli di famiglia. Il debito pubblico è una variabile ormai quasi esclusivamente finanziaria, cioè chi ci mangia sopra, caso Grecia uno su tutti. Le banche e non quelle italiane, purtroppo, o in parte purtroppo, meno male, perché non è una cosa giusta comunque, ma soprattutto le banche tedesche e francesi, che sono i numeri alla mano che lo dicono. Sulla Grecia è stato fatto un balletto degli avvoltoi banco-finanziari. E se uno guarda i numeri, anche quelli previsti dal governo Renzi, per il periodo 2014-2017, vedi il Corriere della Sera di oggi, che ricorda semplicemente il DEF, il documento di economia e finanza, per il periodo 2014-2017 sono previsti incassi per 11 miliardi di euro all'anno. Benissimo, noi vendiamo 33 miliardi di roba in 3 anni, di roba nostra, cioè di beni dello Stato italiano, quindi dei contribuenti nelle varie generazioni, sempre il solito discorso, quello degli anni 90, la madre di tutte le privatizzazioni, la Telecom, è servita a cosa? Ad avere un servizio migliore? Lo sperimentiamo. A sanare il debito pubblico? Assolutamente no. È servita ad altro, evidentemente, compreso a margine le ricche commissioni fatte dalle banche d'affari per gestire il capitolo privatizzazioni. Benissimo, 11 miliardi, ammettiamo pure che il programma del governo sia realizzato e venda per 11 miliardi di euro all'anno. Che cos'è? Lo scrive lo stesso articolo del Corriere della Sera di oggi, una goccia rispetto al debito pubblico che viaggia oltre 2100 miliardi.
ma un passo necessario verso Bruxelles, cioè io devo vendere casa mia perché è un passo necessario verso Bruxelles, capito la logica? È utile ad avere uno Stato più leggero, che è la stessa cosa che fu detta nei mitici, favolosi anni 90. Stesso discorso per la vendita di immobili. Voi lo sapevate, vero, che il signor Mario Draghi ha venduto gli immobili dell'ENI alla Goldman Sachs e lo sapevate naturalmente in qualità di direttore generale del Tesoro e lo sapevate che dopo dove è andato a finire dopo aver fatto il direttore generale del Tesoro Mario Draghi? Casualissimamente a dirigere la branca europea della Goldman Sachs che aveva acquistato gli immobili dell'ENI che erano beni pubblici, società controllata dallo Stato. Draghi, direttore generale del Tesoro, fa le privatizzazioni e le vendite. Guarda caso ne beneficia anche una banca nella quale Draghi diventa il direttore responsabile dell'intera zona dell'Europa per la medesima banca d'affari americana, la Goldman Sachs. Ma è un episodio, naturalmente non c'è ombra di conflitto di interessi, non c'è nessuna cosa oscura, sono le dinamiche del mercato. È il mercato bellezza, no? Per quanto riguarda le dismissioni immobiliari, giusto appunto, dicevamo, l'obiettivo del governo non è ambizioso, dice perfino il Corriere della Sera. Si tratterebbe di portare a casa in cassa 500 milioni all'anno, traguardo che sembra peraltro lontanissimo. Quindi tagli, privatizzazioni e immobili. A cosa serve tutto ciò? Beh, insomma, la risposta non è difficile da dare. Nel frattempo c'è un provvedimento curioso e poco commentato, quello della ministra Madia, pubblica amministrazione, il cui contenuto per larga parte è ancora misterioso, però c'è un decreto, cioè immediatamente operativo, che promette limiti meno rigidi per le assunzioni, un turnover più elevato negli enti pubblici, perché uno degli aspetti curiosi di questa vicenda è che l'avevamo esaminato quando è uscito peraltro il decreto, però lo ricorda oggi il Sole 24 Ore, diventa più facile assumere negli enti pubblici. Guarda un po' che strano. E le nomine nei consigli di amministrazione delle società partecipate tornano al vecchio metodo, cioè in pratica c'è la totale libertà di nominare consiglieri senza distinguere tra dirigenti pubblici che quindi sono già in carico ad alta branca della pubblica amministrazione e non li paghi e invece nomine discrezionali. Anche questa è una novità abbastanza paradossale, scrive il Sole 24 Ore, perché l'articolo 16 del decreto legge 90, quello sulla pubblica amministrazione, la riforma della pubblica amministrazione, almeno nella parte che è stata decisa, cioè per decreto immediatamente operativo, è intitolato Nomina dei dipendenti nelle società partecipate e abroga, cioè cancella, l'obbligo di inserire nei consigli di amministrazione delle società partecipate i dirigenti e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che controllano la società. Era un modo per risparmiare, fatto dalla spending review di Mario Monti nel 2012. Adesso invece potrai nominare magari qualche amico, magari qualche persona di indubbia competenza, ma che nel contempo sia anche tuo amico. È più facile. Prima invece per risparmiare, aveva anche un senso, nominavi nelle società partecipate i dipendenti della pubblica amministrazione controllante, cioè il Ministero del Tesoro controlla l'ENI, nomina gente del Ministero, per dirne una, poi naturalmente a scendere. Viene così praticamente demolito l'articolo 4 del decreto legge 95-2012 governo Monti, che aveva l'ambizione di portare alla liquidazione le società strumentali delle pubbliche amministrazioni e di neutralizzare il ruolo di poltronificio delle società pubbliche. È un passo avanti, solo che tutte queste robe qua vengono naturalmente messe in secondo piano rispetto alle promettenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Promesse, 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 la parola, basta la parola. Era il vecchio slogan del confetto Falqui. È più che mai d'attualità perché basta la parola. La parola della fine settimana è stata flessibilità. Tutti diciamo a riempirsi non solo la bocca ma anche le orecchie di questa parola, il cui contenuto empirico, reale, è zero. Anzi, fosse zero saremmo contenti, perché qui il problema è che questa parola non ha un contenuto zero, ma ha un contenuto negativo per il contribuente, cioè significa che pagherà di più.
interessante, c'è un altro saggio di uomo di governo che dice che il governo ha fatto male a fare una cosa, ma rimane al governo e il governo non ha nessuna responsabilità comunque, perché c'è sempre un governo precedente che l'ha decisa prima, e anche se io che governo adesso non la correggo, non importa, la responsabilità casomai è del governo precedente, comunque è stata fatta una cosa che non funziona, era meglio non farla, ma l'abbiamo fatta lo stesso. Questo mirabile esempio, diciamo, di logica argomentativa è contenuto nell'intervista che compare oggi sulla Stampa al sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che parla del famoso POS, cioè dello strumento per far pagare con carta di credito, dare la possibilità al cliente di pagare con carta di credito, l'obbligo che secondo gli esercenti è costoso. È vero, l'obbligo andava rinviato, senza multa la legge è inutile, bisogna prima intervenire sui costi, è un approccio burocratico e statalista, è lo stesso approccio che sta massacrando il paese, dice niente meno il sottosegretario Zanetti, sottosegretario all'economia, però alla fine questo entra in vigore, quindi va bene, non va bene per niente, però va bene lo stesso, dice il sottosegretario all'economia. L'intervista al ministro Poletti, l'abbiamo già letta, in soldoni, dovranno prelevarci 1 miliardo di euro in più per pagare la cassa integrazione e la mobilità in deroga che stanno scadendo e gli ammortizzatori sociali in deroga. Anche questa è una fonte di reddito naturalmente per lo Stato. E infine c'è da segnalare ancora un articolo sul Corriere dell'Economia dove si parla della fusione General Electric-Alstom, il matrimonio fra l'americana General Electric e la francese Alstom. Questo ha riflessi in Italia su almeno 2.000 dipendenti, perché gli effetti di questo matrimonio si scaricano sulla nuova opinione e sulle due Ansaldo, e allarme e occupazione, in un periodo nel quale le notizie sull'occupazione sono già di per sé drammatiche. Almeno 2.000 sono appunto i dipendenti in Italia dei due gruppi che potrebbero essere coinvolti nel riassetto che nasce da questo matrimonio. Lavorano sulle turbine e sul segnalamento ferroviario. Per fortuna che ci sono i cinesi, dicono all'Ansaldo di Genova, perché magari investono loro e ci salvano dai tagli, dalla ristrutturazione. 2.000 sono le persone a rischio, secondo il Corriere Economia. Dell'inchiesta di Andrea Valdambrini invece su Strasburgo oggi non ci occupiamo per carenza di tempo, ma poi c'è una cosa curiosa che riguarda invece un battibecco fra Roberto Calderoli e l'ex ministra del lavoro Elsa Fornero, la quale in un'intervista al Garantista, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, ha detto in sostanza alla ministra, l'ex ministra del lavoro Fornero, in questa intervista ha detto di aver rinunciato alla pensione da ministra e che questa pensione era il doppio rispetto a quella di professore, che invece toccherà alla Fornero. Ebbene, Calderoli ha replicato alla ministra Fornero, che ha controreplicato. Insomma, un vero e proprio duello fra Elsa Fornero e Roberto Calderoli, scrive oggi il Giornale, dopo l'intervista dell'ex ministra del lavoro Elsa Fornero al quotidiano Il Garantista, nella quale la ministra Fornero, l'ex ministra, ha svelato un retroscena. Ha detto testualmente la signora Fornero, la professoressa Fornero: ho rinunciato al vitalizio da ministro. Quanto in soldoni ho preferito non saperlo, ha detto la ministra, che del resto in questo è in armonia con se stessa, perché ha anche rivelato in un'intervista di qualche settimana fa che lei non sapeva neanche il numero delle persone che sarebbero state toccate dai suoi provvedimenti, i cosiddetti esodati. Lei non ne conosceva gli effetti della sua riforma. Ma credo comunque, ha detto Elsa Fornero, ho preferito non saperlo, per carità, perché mi è stata data la pensione, mi è stata offerta la pensione da ministro. A voi vi sembra anche credibile una storia del genere? Perché io non riesco a capire se questi ci prendono tutti per cretini o se lo siamo veramente. Propendo per un mix fra le due ipotesi, però mi sembra quantomeno bizzarro e singolare che una ministra del lavoro si veda offrire una pensione e lei dice: ma non so neanche quant'era, perché ho preferito non saperlo. Voi ci credete? Credo che fosse il doppio rispetto a quella di professore universitario, ha detto Elsa Fornero. Calderoli, letta l'intervista, è saltato sullo scranno senatoriale, per così dire. Non esiste nessun vitalizio da ministro, ha detto Calderoli. Per più di un anno il mondo del lavoro e la stesura di una legge criminale che ha massacrato i lavoratori sono stati nelle mani di una persona che dice di aver rinunciato a una cosa che non esiste,
a fronte dell'ennesimo scivolone della professoressa Fornero, è sempre più necessario, ha detto Calderoli, consentire ai cittadini di scegliere il nostro referendum e cancellare una volta per tutte i danni prodotti dalla Fornero. Referendum per l'abrogazione, la cancellazione della legge Fornero è uno dei referendum per i quali la Lega ha raccolto le firme. Quando ho letto l'intervista al Garantista, racconta Calderoli oggi a Il Giornale, sono rimasto a bocca aperta e lì per lì mi sono detto: stai a vedere che sono l'unico pirla che ha fatto il ministro e non sa di aver diritto a una pensione. Poi ho verificato quel che già sapevo, dice Calderoli: la pensione da ministri non esiste, la Fornero dà i numeri e non è la prima volta. Cosa succede a questo punto? Che la Fornero ribatte da Amsterdam. Calderoli è un ignorante e non sa di cosa parla, come gran parte della classe politica quando apre bocca. Ho detto no a una pensione che credo fosse più del doppio di quella che mi spetta come docente universitario. Mi pare fosse addirittura di 160.000 euro. Cioè, inizialmente l'ex ministra Fornero dice: io ho preferito non sapere di quanto sarebbe stata la mia pensione. Dopodiché, quando Calderoli ha detto guarda che quella pensione lì non esiste, la ministra Fornero si è ricordata che le avevano offerto 160.000 euro di pensione. In realtà, scrive il giornale, la storia è contorta. Le vecchie regole del sistema retributivo fornivano alla titolare del Ministero del Lavoro la possibilità di sistemarsi con sontuosa indennità per il resto della vita. Il punto, spiega Elsa Fornero, è che io ho compiuto 65 anni mentre ero ministro e un funzionario della Camera, questa persona che ormai ha un connotato quasi mitico, perché il funzionario della Camera non lo tocca nessuno, quelli spending review manco sanno che cos'è, arriva la presidenta che si dà aria da comunista, arriva quell'altra che si dà aria da cattolica, arriva quello liberale, arriva quello di destra, di centro e di sinistra, ma i funzionari della Camera non li tocca mai nessuno, perché sono quelli che gli fanno sbriciolare la cadrega di sotto al culo di lor signori. I funzionari di Camera e Senato e i dirigenti che contano naturalmente non subiscono nessun effetto di taglio o controtaglio e contropelo. Il punto è, spiega la ministra Fornero, che ho compiuto 65 anni mentre ero ministro e l'eminenza grigia, colui che comanda davvero, il funzionario della Camera, un funzionario, raccontami la ministra Fornero, è venuto da me e mi ha detto, attenzione, 2 punti, aperte virgolette, lei può andare in pensione col suo ultimo stipendio da ministro, che è molto più alto di quello da professoressa. Quindi il diavolo tentatore, il funzionario, si è avvicinato all'incorruttibile e onestissima ministra e gli ha detto: guarda, amico mio, fate i cazzi tuoi, come diceva Razzi in quella famosa intercettazione, no, amico mio, i soldi, fate i cazzi tuoi, guarda che puoi andare in pensione con 160.000 euro, che è molto di più della pensione da professore. E a questo punto la Fornero come reagisce? Io nemmeno lo sapevo, ma ho immediatamente evitato questo giochetto e ho risposto con un secco no. Cioè la ministra Fornero non sapeva che c'è evidentemente una norma, perché se uno ti dice, arriva il funzionario, va bene che il funzionario è l'eminenza grigia, è colui che comanda veramente, è il potere, è il diavolo, quindi come tale è un'entità soprannaturale, però se ti dice il funzionario una roba del genere, tu puoi anche presumere che sia in forza di una legge, evidentemente, che la ministra Fornero non conosce, ma non vuole neanche conoscere il livello della pensione che le è stato promesso. Io immediatamente ho evitato il giochetto e ho risposto con un secco no. Anzi, per correttezza, ho chiamato mio marito, cioè l'economista Mario De Aglio, editorialista della Stampa, che se fossi morta avrebbe usufruito, sentite questa, perché questa è veramente fantastica, sta storia, raccontata dalla stessa ministra Fornero, ex ministra. Quindi, la ministra Fornero, c'è Alessandro Morelli, questa qui non la sa, neanche Alessandro Morelli, di là del vetro, non la conosce questa storiella qua della ministra Fornero, che è fantastica. Allora, la ministra Fornero scopre a un certo punto che lei, il funzionario della Camera, le si avvicina e le dice che lei avrebbe diritto a 160.000 eurucci di pensione, anzi lei lo ricorda dopo, perché inizialmente dice non ho neanche voluto saperlo quanto avrei potuto incassare di pensione, quindi anno dopo anno, non una tantum.
Non ho neanche voluto saperlo. Dopodiché forse mi ricordo erano 160.000, perché mi si avvicina a un certo punto sto funzionario della Camera che mi dice che posso andare in pensione con quello stipendio da ministro, col suo ultimo stipendio da ministro. Quindi doppia bugia, perché allora vuol dire che l'ultimo stipendio da ministro, quello almeno possiamo presumere che lo conoscesse la ministra Fornero, no? Sapeva o no quanto incassava da ministro Elsa Fornero, o non sapeva neanche quello? Ho preferito non saperlo, dice lei. Comunque la ministra Fornero risponde subito di no, anzi, per correttezza dice: ho chiamato mio marito, Mario De Aglio, che se fossi morta avrebbe usufruito il marito della pensione di reversibilità, e gli ho posto il quesito, ma lui, come la sottoscritta, ha respinto con fermezza l'offerta. Cioè, una pensione non è che si dà così perché arriva un funzionario della Camera e ti dice: amico mio, fate cazzi tuoi, ci sono i soldi da incassare, 160.000. Una pensione si dà in forza di una norma, evidentemente. Niente pensione d'oro, dunque, dice Elsa Fornero, niente super bonus, migliaia di euro in meno ogni mese. Come risolve la questione allora? Esiste o no sta roba qua? Calderoli dice che non esiste affatto. La ministra Fornero dice che è il funzionario della Camera che gli fa l'offerta e lei e il marito, integerrimi, dicono di no. Probabilmente, spiega Giuliano Cazzola, esperto di diritto del lavoro, Fornero ha rinunciato a che cosa? Alla cosiddetta quota A della pensione, che col vecchio sistema a cui lei è agganciata si calcola sull'ultimo stipendio. Lei aveva un'occasione d'oro per alzare il tetto, ma avrebbe dovuto lasciare l'università. Invece ha continuato la carriera accademica e le retribuzioni si sono abbassate di nuovo. Ma Calderoli non si muove di un centimetro nella sua posizione. Lei in quell'intervista, dice Calderoli, parlava di vitalizio e il vitalizio per il ministro non c'è. Tuttavia, scrive il giornale, il privilegio c'era, all'incrocio fra la selva previdenziale e gli stipendi di Palazzo Chigi, solo che era acquattato nell'ombra. Ma allora, siamo nel paese dei campanelli o siamo in un paese normale? Come si fa a credere a una storia del genere? L'unica cosa certa è che speriamo un giorno, tra poco, di poter mettere una bella croce per abrogarla la riforma Fornero e con lei anche la memoria di tutti questi minuetti infami a danno del popolo bue. Di illustri accademici che dicono che il nuovo presidente dell'Istat scelto da Marianna Madia è un emerito, e lasciamo perdere l'aggettivo, cioè non vale un tubo perché ha delle referenze accademiche oscene, fa pessima pubblicità al modo in cui in Italia si selezionano le persone. Sulla Stampa anche c'è un articolo su questo, poi ci sarebbe da leggere l'intervista al procuratore Nordio sul Mose, ma adesso non facciamo in tempo, ci godiamo ancora per un po' le dita di Arthur Rubinstein, piano concerto numero 2, opera 21 in fa minore di Chopin.